Ieri sono andate in onda anche sulle nostre reti delle immagini vergognose, mortificanti, deprimenti di parlamentari nominati che gioivano, saltavano sui banchi felici perché era stata affossata una legge elettorale che prevedeva le preferenze. Hanno votato in segreto, no? A scrutinio segreto per non metterci la faccia, per apparire come favorevoli alle preferenze a parole. Ah sì, 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 le preferenze, i cittadini. Dopodiché segretamente tramano e fanno in modo che questa legge elettorale, ancora una volta, dopo il Mattarellum, il Rosatellum, tutte le porcate che hanno fatto finora, venisse nuovamente affossata. E questo è veramente triste, veramente scandaloso, perché i cittadini ormai vogliono prendere parte alla politica, vogliono incidere, anche se non vanno a votare proprio perché viene tolto loro il diritto di mandare uomini e donne in Parlamento scelti da noi e non dalle segreterie dei partiti, e ancora una volta ci ritroviamo in questa situazione. Destra e sinistra non conta, il centrodestra si è spaccato, i franchi tiratori erano della Lega di Forza Italia, probabilmente ci sarà anche una crisi di governo. Sarà anche interessante capire come hanno votato i parlamentari veneti, che dicono sempre di essere dalla parte del popolo sovrano. Dalla parte del popolo sovrano un bel niente, perché ancora una volta siamo stati presi per i fondelli. Come dice il generale Vannacci, saranno eletti mogli, amici, conoscenti, amanti dei capi al potere, e questo è veramente riprovevole. Io spero veramente che alle prossime elezioni del 2027, se non ci saranno addirittura delle elezioni anticipate, vada a votare il 5% dell'elettorato, in modo che a quel punto, in teoria, elezioni col 5% dell'elettorato, il 10%, il 15% dovrebbero essere invalidate. Se lo merita questa classe politica incivile, incolta, greve, volgare e cinica.